Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in questa piccola pillola del vostro Marietto veneziano. Bene, oggi vi voglio parlare della piramide magica che ho preso dal bellissimo libro di Trattato di alta magia nera, bianca e rossa di Fulvio Rendel, edito dalla Hermes Edizioni. Questo libro è una pietra miliare per i ricercatori della verità e delle cose ermetiche e chiaramente anche magiche. Fulvio Rendel è uno dei maggiori esperti della materia, è stato un grandissimo divulgatore e anche spiritualista e spiritista, e chiaramente anche sua figlia Alessandra Rendel è una delle più importanti divulgatrici a livello mondiale. In questo libro appunto si parla di questa piramide magica. Chiaramente vi consiglio di acquistare questo libro dei migliori rivenditori online, tipo il Giardino del Libro. Bene, adesso parliamo invece del circuito, appunto da dove praticamente ho preso spunto e ho realizzato questo circuito radionico per gli utenti del Capitano Altervista e per chi mi segue in queste piccole pillole. Vi ricordo che il circuito è scaricabile gratuitamente sempre su ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Hildegarda e Marietto Veneziano o su Facebook. Bene, cari amici, quindi per chi vuole avvicinarsi alla materia magica ha il Trattato di alta magia nera, bianca e rossa di Fulvio Rendel, edito dalla Hermes Edizioni. È un trattato rarissimo, di altissima qualità, perché Fulvio Rendel è ed è stato uno dei più grandi divulgatori italiani, ma anche a livello mondiale, della materia esoterica. E in questo libro ci sono segreti importantissimi che chiunque vuole avvicinarsi e approcciarsi alla materia magica deve per forza conoscere. Bene, detto questo, passiamo al nostro circuito radionico. Voilà. Quindi, come sapete, prima di tutto, noi dobbiamo sempre chiedere e interpellare il nostro quadrante radiostesico per la valutazione se questo circuito radionico che abbiamo scaricato va bene per noi, e quindi chiaramente prendiamo il nostro testimone, lo appoggiamo nel pallino, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo se questo circuito va bene. Il pendolino ci dirà di sì. Appurato che questo funziona per noi, ci fermiamo e prendiamo il circuito per la valutazione, il quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, perché vi ho già detto in altre pillole e ve lo rispiego ancora che i quadranti e i circuiti non sono uguali per tutti, cioè il quadrante del circuito è uguale, ma il tempo di esposizione per il nostro campo eterico può essere diverso, ed è per questo che bisogna sempre chiedere al quadrante radiostesico dell'ora il tempo di esposizione per non influenzare negativamente il nostro campo eterico. Quindi prendiamo il pendolino, mettiamo il testimone nel pallino e chiediamo per quante ore questo circuito radionico può avere il nostro testimone, e vedete che ci dice più o meno, vedete, 6 ore, 5 ore e mezza, 6 massima. Bene, quindi togliamo e prendiamo, vedete, quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora, che si può scaricare sempre gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org o nei siti dei gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Quindi prendete il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento e chiedete il successo o cosa succederà dopo che avremo utilizzato questo circuito radionico, e vedete che sarà molto favorevole. Benissimo. Quindi sappiamo che quando noi scaricheremo questo nuovo circuito radionico che vedrete adesso, voilà, eccolo qua.
Questo circuito radionico è fatto esclusivamente per gli utenti del sito, i visitatori del sito il capitano.arterivista.org. E come è composto? Come vi ho detto prima, vedete questi simbolini qui rappresentano la piramide magica che Fulvio Render spiega benissimo nel suo libro. Poi ha questo emettitori, valorizzatori radionico, e nel centro abbiamo messo il simbolo di Giove che rappresenta le qualità di Giove. Quindi tutto ciò che noi metteremo come testimone in questo decagono triplo, in questo triplo decagono, praticamente acquisirà le qualità di Giove e sarà protetto dalla piramide magica, vedete? Mercurio, Sole, la Luna e Saturno. Per chi vuole approfondire questo discorso della piramide magica, ripeto, deve acquistare il trattato di alta magia nera, bianca e rossa di Fulvio Rendel, edito dalla Hermes Edizioni. È un libro di altissima qualità, di altissimi contenuti. Riprendiamo il nostro circuito radionico, sempre fatto dal vostro Marietto Veneziano, e vedete anche il circuito di protezione col disimpregnatore, così che il circuito venga sempre protetto nel suo insieme. E cosa facciamo? Abbiamo visto che ci vogliono 6 ore per poter attirare, impregnare maggiormente il nostro testimone. Quindi cosa facciamo? Mettiamo il testimone sopra il simbolo di Giove, il quale con i decagoni verrà raggruppato, aggregato, e con il resto del circuito verrà espanso. Quindi noi mettiamo tutto quello che vogliamo imprimere di questa energia, protetto sempre dalla piramide magica. Poi prendiamo il nostro pendolino e lo facciamo roteare in senso orario per almeno 21 giri. Vedete? Quando il pendolino avrà smesso di girare, o almeno fatto 21 giri, noi prenderemo il nostro impianto radionico e lo appoggeremo in un posto sicuro che non venga disturbato per almeno 6 ore. Di solito si mette sopra un armadio, un tavolo, dentro un cassetto. Non è importante che ci sia la luce, perché i nostri circuiti radionici lavorano con la luce eterica, quindi anche col buio lavorano bene. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola. Grazie per essere venuti a trovarci. Vi chiedo, se non vi siete già iscritti, di iscriversi qui sotto in descrizione ai gruppi di Facebook, oppure iscriversi anche al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano. Per il momento vi ringrazio e alla prossima. Ciao!